Il mercato di Prato della Valle torna a pieno regime, bancarelle di abbigliamento, calzature e bricolage, tutto come ai tempi prima del Covid, tranne che per le modalità di accesso. Si entra nell'area solo con mascherina e guanti. Mascherina, guanti per toccare la merce, gel igienizzante esposto ad ogni banco, chiacchiere a distanza. Ecco la nuova vita del mercato dopo l'esplosione della pandemia del coronavirus. Prato della Valle cerca di tornare alla normalità. In piazza tornano le varie tipologie di bancarelle, uno splendido sabato di sole primaverile tra gli ambulanti questa giornata al sapore della ripartenza. Come primo giorno siamo solo contenti di essere qua e di aver iniziato un nuovo percorso. Come vedete c'è la gente, si muove, qualcosa. Abbiamo iniziato, l'importante è aver iniziato. Come si è adeguata alle misure di sicurezza? Vediamo. Disinfettante, gel, guanti, mascherina, la gente risponde bene, è obbediente alle distanze. Clienti e commercianti si stanno adeguando. Per quando ci si approccia ai banchi c'è l'obbligo dei guanti e vedo che questo obbligo viene rispettato. Ovviamente noi abbiamo una dotazione di personale importante perché ci sono 20 persone impiegate solo per il mercato di Prato della Valle per fare questi controlli in 2 turni e stanno verificando che tutti adottino questi comportamenti. Quindi se facciamo tutti la nostra parte riusciamo a far ripartire l'economia perché qua ci sono persone che non lavoravano da mesi in sicurezza. Abbigliamento e scarpe devono essere sempre sanificati dopo eventuali prove. C'è l'obbligo per tutti gli indumenti che siano messi in vendita sanificati. Anche quelli usati, se ci sono, devono essere prima sanificati. Su questo tra l'altro stiamo ragionando con l'associazione di categoria per restringere il più possibile comunque la possibilità che siano utilizzati, che siano venduti capi che non hanno come dire, la confezione come usciti di fabbrica. Lo vedete alle mie spalle la polizia locale, numerosi i controlli durante il mercato per visionare che tutto si svolga nel rispetto delle regole. Chi viene sorpreso senza mascherina viene subito fermato, la protezione civile è pronta con le scorte a consegnarle. È un mercato fatto di regole che tutti cercano di rispettare, curiosità, qualche timore, ma il piacere di rivedere i volti familiari dei commercianti di fiducia, prove di normalità per lasciarsi alle spalle il lockdown.